Fiorissolo, sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Piancastagnaio e quindi anche della scuola secondaria di primo grado della scuola media di Piancastagnaio. Come sicuramente già sapete, siamo qui per un'occasione molto particolare, molto fortunata e molto bella, molto particolare per i tempi che corrono. Innanzitutto molto fortunata perché è un segno che adesso andiamo a sviluppare e a spiegare, importante per la comunità di Piancastagnaio, e poi anche molto bella in sé. Allora, innanzitutto io voglio presentare e ringraziare il dottor Capocchi qui con la consorte alla mia sinistra, poi alla mia destra c'è l'assessore, il vice sindaco, assessore alla cultura e al turismo di Piancastagnaio, c'è anche l'assessora Sbenzi. Nella platea chiaramente sono gli insegnanti della scuola, abbiamo degli alunni, in particolare gli alunni che oggi andiamo a premiare, e poi ci sono docenti in particolare diciamo la mia vicaria che è timida, quindi non vuole comparire, ma è lì, è l'anima della scuola media di Piancastagnaio. Allora, io sono stato contattato qualche mese fa dal dottor Capocchi, che prima telefonicamente, poi fisicamente ci siamo incontrati, che mi ha spiegato di questa cosa veramente speciale, che cioè la zia del dottor Capocchi, originaria di Piancastagnaio, ha lasciato nel suo testamento un lascito di circa 60.000 euro per gli allievi meritevoli della scuola media di Piancastagnaio. Chiaramente, ripeto, siamo in controtendenza, perché oggi nel mondo in cui viviamo, non ho bisogno di dirlo in questa sede, una sensibilità di questo livello verso la scuola come istituzione e anche rispetto alla sua funzione culturale, formativa e sociale, francamente è rara, ma diciamo l'occasione è utile per fare una riflessione su questo e anche per comunicarla ai nostri allievi. Io quindi voglio ringraziare lei innanzitutto. Io sono qui solamente come lei è un esecutore, però un esecutore attivo alla luce anche dell'incontro che abbiamo avuto, delle telefonate, mi sono reso conto che non è solo un esecutore e un mediatore. Però prima di dare la parola, così lei anche ci illustra brevemente la storia di quello che è accaduto, voglio dare la parola appunto all'assessore che è qui in rappresentanza dell'istituzione del Comune di Piancastagnaio. Prego, assessore. Io ringrazio tutti, soprattutto queste ragazze che si sono così distinte in maniera brillante in un paese come Piancastagnaio, due ragazze così che comunque non hanno la caratteristica, effettivamente, io le guardo, delle ragazze sgobbone, hanno presentiamole un attimo, siete di Pioli e lei, Valeria Pioli e Gianna Veri, che hanno avuto questo percorso molto brillante. E anche io vorrei però ricordare la signora Maria, perché la signora Maria, che ho letto la sua storia, insomma, è andata via da Piancastagnaio così giovane, no? È andata a lavorare a Sanremo e ha pensato al suo paese e ha pensato alla cultura. E questa è la cosa più importante da ricordare, cioè che nonostante fosse lontana, lei si è fatta. Tra l'altro fosse stata anche una brillante studentessa quando studiava e poi comunque ha continuato a Sanremo. Ha fatto le sue attività, diciamo, non nella scuola, ma sì, nel lavoro. Ecco, il mondo del lavoro però si è sempre arricchita culturalmente e questa è la dimostrazione dell'arricchimento. Perché una autrice accanita che negli anni non ha mai perché ha pensato alla scuola di Piancastagnaio. E quindi niente, mi sembra una cosa davvero ottima e per me che sono assessore alla cultura mi sembra, tra l'altro appena insediata da poco, mi sembra un'ottima occasione per conoscerlo, per andare avanti. Diciamo, i miei parenti, diciamo, sono andati a Piancastagnaio tantissimo, in caso dite voi, sono trasferiti a Sanremo. Già un mio zio ha lasciato lo stesso lascito per la scuola qui e credo che finisca quest'anno, e ora la zia ha fatto il gesto e la continuazione alla scuola. Chiaramente ha scelto la scuola media perché lei, diciamo, ha frequentato le scuole elementari a Castagnano, per cui io lo ricordo più che altro per questa scuola, per cui ho voluto chiaramente
indicare la scuola media di Biancastagnaio e delle 2 studenti meritevoli da premiare per un certo numero di anni. Ecco, la zia, diciamo, ha sempre tenuto moltissimo al paese, nonostante non ci sia tenuto pochissimo per via del lavoro, anche poi con l'età avanzata, veramente però non si è mai dimenticato del paese e delle sue origini. Come d'altronde credo che chiunque di noi sia nato nel paese, il primo paese poi resta sempre nel cuore, vuol dire, non è che poi si dimentichi tanto facilmente. Negli anni è per tutti così. Poi più uno va avanti con gli anni, più si ricorda delle proprie origini. Quello che sta succedendo per esempio a me in questo periodo. Sta venendo più spesso. Sì, sto venendo più spesso, nonostante per circa 30-40 anni sono venuto pochissimo, quasi mai, e poi invece ora sono venuto 3 anni che cerco di venire perlomeno qualche giorno a passarlo per Biancastagnaio, perché mi ricorda un po' la mia fanciullezza, cosa che prima non ci pensavo. Ora invece con il raggiungimento di una certa età uno ha sempre ricordi, i più vecchi sono quelli più freschi praticamente, specialmente ora. Quindi vi ringrazio tutti quanti per questa situazione, sono contentissimo di poter eseguire l'elementare mia zia, ovviamente questo è il primo anno, poi anche negli anni a venire. Tutto qui. La mia zia è una persona che, diciamo, ha fatto sempre la sua attività a Sanremo, ha lavorato in una banda sua personale, perché è una banca di proprietà della famiglia, e quindi sono andati avanti così, erano venuti giocando importantissimo sotto il Casino di Sanremo, e quindi fino a pochissimi anni fa. Quindi ha sempre desiderato, diciamo, non è una cosa estemporanea questo fatto dell'ascito, non è una cosa che viene ormai dagli anni, dal 1900 e qualcosa, che sono, diciamo, che ha avuto la sua età in pensione, ha sempre pensato di lasciare un lascito, non è stata una cosa meditata da moltissimi anni, sia sua che del nostro mio zio. Tra l'altro erano zii e nipoti loro, non erano, parlando di zia e zia sembrerebbero che siano, ma invece no, erano 2 semplici, uno faceva Bidotti, che lui è un altro nipote, un altro nipote che sta qui da noi, e quindi questa è tutta la storia. È semplicissima, di una signora che ha lavorato e di una signora che ha voluto ricordare il proprio passato vissuto qui in Biancastagnaio, ed è proprio lì. L'unico premio che ha voluto dare, chiaramente ha pensato a cosa darlo. A chi si affaccia nel mondo del lavoro o nel mondo della scuola, perché nel caso del mondo della scuola, i giovani. Quindi i giovani, se questo deve servire all'impulso ai giovani per andare avanti, per fare, diciamo, un'attività e sapere che c'è, che vuol dire uno che si dà da fare per la vita, studia, già ho dei premi iniziali che poi in futuro possono ancora essere molto grandi, veramente. Un piccolo pensiero, una piccola iniziativa per quei ragazzi che chiaramente hanno il desiderio di intraprendere gli studi di una scuola superiore, perché questo è proprio fatto esclusivamente per le ragazze che hanno desiderio di continuare. È un piccolo incentivo per ricordare che diciamo, la volontà è tutto premio, tutto lì, non c'ho altro da dire. Il premio, è chiaro, ha una valenza duplice, quindi c'è un aspetto concreto e pragmatico che non ci dispiace anche per voi, cioè è un riconoscimento concreto, però è fuori discussione che c'è anche un significato simbolico, ed è un significato simbolico non solo per le ragazze, ma io credo per la comunità e in particolare per i nostri allievi, quindi troveremo modo insieme, questo adesso è il primo step, nel senso che troveremo modo con degli incontri con gli allievi della nostra scuola di spiegare e illustrare il senso di questo premio. Quindi ripeto, una motivazione concreta, ma anche una motivazione che noi spiegheremo agli allievi. Magari qualcuno non comprenderà bene all'inizio il senso, una persona originaria di Biancastagnaio che negli anni coltiva questa cosa un po' in controtendenza, no? Non siamo in un reality, non stiamo su WhatsApp, è qualcosa che ha un senso, un riconoscimento, ma anche uno stimolo al riconoscimento del valore della cultura. Si sono distinte per tutti e 3 gli anni, non sono particolarmente sensuali e perside, sono brave, Sono intelligenti, sono è importante essere motivati, sono anche simpatiche, non hanno meglio ancora. Volete dirci qualcosa voi? Che effetto vi ha fatto questo premio? È una soddisfazione, perché insomma vuol dire che l'impegno che abbiamo messo nello studio poi è stato ripagato.
Sì, perfetto. Sinceramente non sapevo di questa cosa, però È stata una sorpresa, non ve l'aspettavate, vero? Perché non era mai successo. Però siete felicissime, come va? Come vi trovate queste lezioni? molto bene, anche con la classe. Va bene, via. Quindi penso a questo punto. Applaudiamo le ragazze. Che avete molti da così, tanto che anche queste piccole situazioni che ci saranno in maniera poi migliori sicuramente le prossime. Va bene? Quindi ho scritto quel corso di stile, te lo ricordi anche per quale motivo che è stata premiata. Va bene? Va bene. Adesso chiamiamo Levi. Anche a te? Anche per lo stesso discorso guarda. E questo è per te, così diciamo il tuo te lo ricorderai insomma. Sì. Va bene.